Don Lillo, oggi una Santa Messa particolare, alla vigilia tra qualche giorno finisce San Calogero, tra la parrocchia dell'Addolorata e San Calogero. Siamo venuti qui come santuario della Beata Maria Vergine dell'Addolorata, quindi con i confrati e le consorelle, ovviamente una rappresentanza come ogni anno per onorare il nostro santo agrigentino San Calogero. Peraltro l'Addolorata e San Calogero sono idealmente unite, perché non dimentichiamo che la processione di San Calogero, sia nella prima che nella seconda domenica, arrivano al Sacrato dell'Addolorata e da lì riparte per arrivare poi qui a San Calogero. So che con piacere, questa è una cosa bella, che c'è l'associazione Onlus Saieva che parteciperà a questa Santa Messa, e ancora ci saranno tanti fratelli e sorelle disabili che appunto partecipano a questa Santa Messa, un po' guidati dai volontari di questa associazione. Ci mettiamo tutti sotto la protezione di San Calogero per raggiungere la via di Dio, per vivere il Vangelo. Ecco, un bilancio di questa settimana, una settimana diciamo che si concluderà domenica, che però abbiamo visto forse più partecipata degli altri anni, anche in funzione del fatto che moltissimi hanno voluto ritornare a baciare il Santo. Allora, era normale che in questo anno 2024, dopo gli anni passati, la pandemia e tutto quello che c'è stato, ecco, un ritorno più numeroso di popolazione ci sarebbe stato. Io mi auguro che anche il bacio al Santo sia un atto di devozione e non semplicemente così, un tanto perché anche attraverso il bacio si può capire quanto sia importante guardare a San Calogero per arrivare a Dio. Questa Santa Messa tra le due arciconfraternite, San Calogero e l'Addolorata? Sì, è uno dei momenti di pellegrinaggio che durante tutto l'ottavario le parrocchie di Agrigento, in modo particolare anche la confraternita con il santuario dell'Addolorata, vengono a omaggiare il santo, e vicendevolmente e scambievolmente facciamo queste celebrazioni che danno la possibilità di vivere un momento di chiesa diverso. Oggi ad impreziosire ancora di più la nostra celebrazione, oltre alla confraternita dell'Addolorata, anche un'associazione che si occupa di bambini con disabilità, e quanti dei nostri fratelli agrigentini hanno qualche disabilità, una preghiera particolare con San Calogero. Domenica, domani si concluderà la festa, una festa che quest'anno è stata molto sentita, forse qualcosa in più degli altri anni da parte dei fedeli. Era da diverso tempo che non si poteva più omaggiare il santo salendo e baciando con devozione il santo, e quindi quest'anno è stato la prima volta. Basta sistemare qualche altra cosa per evitare l'assalto, così come i profani di cui i profani parlano, ma essere invece un po' più rispettosi della statua, ma anche rispettosi di quella che è la tradizione dell'agrigentino.